Enrico Lucherini, ispettore antincendio esperto dei Vigili del Fuoco di Varese, sul luogo dell'incendio che ha paralizzato lunedì sera mezza città e tutto il centro storico. Gran spiegamento di mezzi e uomini. In Sì, quanti esatto. avete operato? Dunque c'erano 4 mezzi, circa 18 uomini. L'incendio molto fumo in un'ora assolutamente di punta, quindi abbiamo avuto qualche problema per infilare i camion dove dovevano andare. Sono arrivate immediatamente le forze dell'ordine, ci hanno fatto spazio, abbiamo spento in un tempo relativamente breve quello che stava bruciando. L'appartamento che vedete in alto qua al secondo piano ha preso fuoco una camera da letto e il fumo ha invaso tutto l'appartamento. Fortunatamente non c'era dentro assolutamente nessuno, neanche animali, cani, gatti eccetera. In circa 10 minuti siamo riusciti a abbassare le fiamme e poi abbiamo fatto uno smassamento veloce per togliere il fumo che era rimasto. Grazie, buon lavoro.